Tite, capitolo 1. Indirizzo e saluto. Io, Paolo e serve, Dio apostolo di Gesù Cristo, chiamato a Dio, per portare fede a tutti quelli che sono stati scivi da essa, per far conoscere pure a loro che la verità che porta in da pietà, perché avessero pure loro che la speranza è la vita eterna. Dio, che è il Salvatore nostro, non è capace di ingannare nessuno. Issa promise che la vita eterna, non rinde i tempi più arrasata, e rinde i tempi fissati, ma fatta conoscere la parola sua, e mi ha comandato per far conoscere a tutti i lati. Per questo, scrivo a te, Tite, che sei un figlio vero rinde la stessa fede che daremo tutti e due. Dio che è il Padre nostro Gesù Cristo, che è il Salvatore nostro, a ravagasse non vuole a tutta la razza e la pace. Elezione dei presbiteri. Io ti aiuto a sacreta, perché tu mettissi a posto quello che ancora rimaneva a fare, perché tu mettissi in ogni città un capo a chiesa, mettendo in pratica tutte quelle istruzioni che io ti ho giurato. Chi se tenesse una buona numera, fosse sposata una volta sola e farella la moglie soia, e i figli suoi fossero buone cristiane che non potessero mai essere accusate e di un comportamento squindarnato e potesse essere scrianzate. Perché un vescovo è un ministro di Dio, e proprio perché non dà mai un'occasione all'altro a essere smordiato, non dà essere chi ne ha utanza, chi ne ha collera, un briacone, un uomo violento, smagnoso e acchiettare nare, ad essere invece cuore, con chi ha domanda, e essere accomodato in da casa sua, ad sapere apprezzare cose buone, ad essere chi ne giudice, giusto e santo, rinda fede e capace a frenare e senza sua, ad essere attaccato con tutta la forza sua che è la parola della fede, che è stata imparata, a così chi sarà capace di spunzare all'altro con una sana dottrina, e capace pure di contrastare i sbagli e tutti quelli che vogliono far imparare una dottrina rinda maniera contraria. A lotto contro i falsi tuttora. A bara a te perché ci stanno parecchi che si stanno reputando, ci stanno parecchi imbruglioni e parecchi chiacchieroni, spese per la gente che vende una rinda discendenza ebrea. A tutti chi si adatta a bocca a loro perché l'amore a chiedere denaro portano scuorni e sbravugni rinda e famiglie sane, facendo imparare cose che non avessero mai fatto imparare. Proprio uno del paese loro fu un astrologo, ovvero quando ricette. A gente crede è sempre bugiarda e mala gente è chi ne sfatezza in corpo. Che sta cosa è vera, perché se ti riga, falla una buona cazziata, perché potesse avere una fede sana e farnessene fa una volta per sempre e correre a rete a tutte quelle storielle e la breia e a tutti quelli umani e l'uomo che fanno la verità. Ogni cosa è pulita per quello che è pulita e nessuna cosa invece è pulita per quello che sono spiate e per quello che non vogliono credere. Perché a capo a loro e a coscienza a loro sono chi ne fedenzia, vanno dicendo la parola che conoscono Dio, ma stanno negli anni che hai fatto, sono fedienti, reputati e non sono manco capaci e fanno opera buona.